Il corso di bengalese non sa da fare. È polemica sull'iniziativa dell'Istituto Comprensivo Statale Giulio Cesare di Mestre che farà partire in via sperimentale il corso in orario extrascolastico dedicato ai bimbi stranieri nati in Italia con l'intento di mantenere viva la loro madrelingua, ma aperto anche agli italiani. Idea non condivisa dall'eurodeputata leghista ex sindaco di Monfalcone, già nota per prese di posizione analoghe. Io conosco le famiglie bengalesi e stanno in comunità molto chiuse, comunità che pretendono di portare la realtà del Bangladesh in Italia. È molto importante che si capisca che l'integrazione non è cedere centimetri, metri, chilometri verso chi arriva, ma è proporre un modello di valori, un modello italiano, un modello occidentale affinché queste persone decidano di apprezzarlo. È l'italiano che va imparato, perché fare un corso di lingua bengalese è un altro passo verso la sottomissione. Noi dobbiamo dire a chi arriva in maniera chiara che quando si ospita qualcuno in questo paese, chi arriva per fare integrazione deve poter apprezzare, deve conoscere l'Italia, il Veneto, Venezia, il Friuli Venezia Giulia e quindi soprattutto nei confronti dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie bengalesi, questo va sottolineato. Ma la comunità bengalese replica lanciando anche un messaggio all'eurodeputata. È una cosa interessante perché se una persona, se un ragazzo con origini bengalesi che è cittadino italiano vuole imparare la sua lingua d'origine, di madrelingua, può imparare, non c'è niente di male. Io penso che questa cosa sia un arricchimento, non una specie di non integrazione, assolutamente no. Se la eurodeputata Cinst vuole parlare, noi siamo ben disposti a dialogare, però non deve essere un dialogo unidirezionale che lei ci parla e basta. Deve essere un dialogo bidirezionale che lei ci parla, noi l'ascoltiamo e vogliamo parlare anche noi e dire le nostre cose. Però bisogna dialogare perché senza dialogo non si va da nessuna parte. Un polverone sollevato per nulla, commenta invece l'assessore comunale Besio, che spiega. Rafforzare le radici della propria comunità d'origine in termini di lingua, scrittura e grammatica non significa necessariamente andare in controtendenza o in contrapposizione con l'integrazione, a patto che la voglia di integrarsi ci sia ben inteso e sempre convinta che la prima integrazione debba restare la conoscenza e il rispetto alla condivisione della lingua, della storia e delle regole del paese che ti accoglie, su cui continueremo a vigilare e comunque a sollecitare tutti i soggetti preposti all'educazione. Venezia in questo senso è da sempre inclusiva, l'attività multiculturale è quotidianità nelle nostre scuole e l'amministrazione comunale realizza tantissime attività, perciò questa iniziativa benissimo se è un'iniziativa che aggiunge, non toglie né si sostituisce.